Buongiorno cari amici, benvenuti alla 25esima lezione di Radiestesia Basic del vostro Marietto Veneziano. Quindi oggi vedremo un po' il rilascio emozionale con un nuovo circuito radionico messo in opera da Marietto Veneziano. Però prima di iniziare questa lezione di Radiestesia Basic, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale del Degara Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove al lunedì sera alle 20:30 il Degara Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Bene, prima di tutto, come ormai avete già seguito le altre 24 lezioni di Radiestesia Basic, vi ricordo di osservare sempre la croce cosmica, così che possa entrare nel vostro subconscio e scriverlo nell'inconscio, così che vi faccia da protezione. State qualche secondo in concentrazione con gli occhi ben aperti e guardatelo bene. Bene, poi un'altra cosa importante, vi ricordo sempre di fare come si dice, la meditazione sulla stella di Davide e l'ovetto colorato luminoso e il cerchio di fuoco per protezione. Per cercare di entrare in sintonia e vibrazione con il pendolino bisogna anche portare una pace mentale con l'uomo, vi ricordo questo. Bene, fatto questo, passiamo subito al quadrante radiostesico per la valutazione, che potete trovare tranquillamente nel sito elcapitano.altervisto.org. Prendiamo il nostro pendolino, mettiamo il testimone e chiediamo se questa macchina radionica va bene per noi, per rilasciare le emozioni negative, chiaramente. A questo punto il pendolino ci dice di sì, ricordatevi sempre il testimone qua, così da avere una scia energetica. Bene, a questo punto siamo sicuri che il pendolino è dalla nostra parte e ci dice che il lavoro andrà bene. Poi però andiamo oltre e usiamo il quadrante radiostesico per la valutazione della cura, vedete, che ci dirà come andrà questo rilascio delle emozioni, soprattutto questo periodo che stando a casa molto richiusi in casa, molti che sono in case piuttosto, cioè appartamenti, soffriranno molto e non subito, molto probabilmente, ma alla distanza potrebbero uscire qualche emozione negativa un po' repressa, proprio perché ci siamo un po' limitati fisicamente e il fisico ha bisogno di muoversi. Quindi chiediamo come andrà questo percorso con questa macchina radionica per pulire le nostre emozioni negative e vedete già subito il pendolino è ok, ci dice che l'operazione va bene. Quindi vi ricordo che ogni volta che voi seguite una pillola lezione radiestesia basic del vostro Marietto, dovete sempre provare prima il sì e il no, il circuito del sì e il no, poi il quadrante radiostesico per la valutazione, per vedere se è per voi. Dovete sempre farlo per essere sicuri che non abbiate problemi con le varie energie che si va a muovere con i vari circuiti. Bene, fatto questo, il vostro Marietto passa al prossimo quadrante, che è questo qui, rilascio emozionale. Vedete? Lo si può scaricare chiaramente nei migliori gruppi social di Facebook, chiaramente il vostro Marietto l'ha già piazzato, e nel capitano.altevista.org. Bene, cosa si fa? Si mette il testimone qua, si prende il pendolino e si valorizza così. Vedete? Adesso qui non è questione di tempo, perché bisogna lasciare il testimone nel circuito fin quando il risultato non viene ottenuto. Non c'è bisogno del NOR, si lascia in un posto sicuro dove non viene praticamente toccato. Vi ricordo anche che i circuiti radionici lavorano con la luce eterica, con l'energia eterica, quindi non hanno bisogno di giorno e notte, di nord e sud, almeno questi circuiti. Quindi prendete questo bellissimo circuito, lo stampate, mettete il testimone, raggruppate col pendolino, che va benissimo qualsiasi esso sia il tipo, la forma, e poi lo mettete in un posto sicuro, così che possa lavorare per rilasciare emozioni. Vi ricordo che questo qui dovrebbe essere coadiuvato anche il quadrante radiostesico per la melatonina, fatto da Ruggero Moretti, che l'ha donato nel 2005 all'umanità. Bene cari amici, anche per oggi la pillola è finita. Vi ringrazio di avermi seguito fino qui. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale Il Degara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram. Il link per potersi iscrivere sono qui sotto in descrizione. Se avete delle domande, mi raccomando, fatele qui sotto la descrizione, nei commenti. Io aspetto volentieri, rispondo volentieri quando è possibile alle vostre domande. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!